Un invito a vivere il Natale nella gioia e nello stupore. Lo ha formulato il Papa all'Angelus al termine della preghiera mariana, un appello ad applicare l'accordo di Marrakech sulle migrazioni. Improntare la propria esistenza alla giustizia e all'amore reciproco. La riflessione del Vescovo durante l'incontro natalizio con le comunità migranti della diocesi. La Fondazione Torriglia chiede i dettagli del PUC sul progetto di ampliamento, altrimenti c'è solo confusione, dice il presidente Monteverde. Il sindaco tiene le deleghe di Corticelli e Giardini. Rinnovato a Chiavari il confuoco, al centro degli auguri satirici al sindaco, la situazione dei parcheggi, vigili e depuratore. Premiata la Lega Navale per i suoi 110 anni di presenza in città. Un pareggio in rimonta per la Virtus Entella che ad Arezzo strappa il 2 pari grazie alla doppietta di Eramo che nella ripresa rimedia al doppio svantaggio del primo tempo. Buongiorno ai telespettatori del TG13. Oggi Papa Francesco compie 82 anni, è il 6° compleanno che festeggia da quando è stato eletto al soglio pontificio. In questo giorno speciale stanno arrivando al Santo Padre auguri affettuosi da ogni parte del mondo. All'Angelus ieri Francesco ha ripercorso la liturgia della terza domenica di Avvento, invitando a vivere questo tempo di preparazione al Natale nella gioia e nello stupore. Sentiamo. Mettersi in discussione, convertirsi, è questo il primo passo da compiere per prepararsi al Natale. Lo ha messo in luce Papa Francesco ripercorrendo i passaggi della liturgia della terza domenica di Avvento all'Angelus domenicale. Ai fedeli assiepati attorno al grande albero di Natale e al presepe di Piazza San Pietro, il Papa ha ricordato che quella appena trascorsa era la domenica della gioia. In un borgo sperduto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la scintilla della felicità per il mondo intero. E oggi lo stesso annuncio è rivolto alla Chiesa, chiamata ad accogliere il Vangelo perché diventi carne, vita concreta. La consapevolezza che nelle difficoltà possiamo sempre rivolgerci al Signore è un grande motivo di gioia, ha aggiunto il Papa. Nessuna preoccupazione, nessuna paura riuscirà mai a togliere la serenità che viene non da cose umane ma da Dio. Quindi, rivolgendosi ai bambini di Roma venuti in piazza per la benedizione dei bambinelli, li ha invitati a cogliere l'essenza del Natale, racchiuso nello stupore di fronte al grande mistero di Dio fatto uomo che il piccolo Gesù posto nel presepe rappresenta. È un sentimento più forte e più di un'emozione comune, è vedere Dio, lo stupore per il grande mistero di Dio fatto uomo. E lo Spirito Santo vi metterà nel cuore l'umiltà, la tenerezza e la bontà di Gesù. Al termine della preghiera mariana, il Papa, nei saluti ai fedeli, ha ricordato la recente approvazione del Patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, approvato la settimana scorsa in Marocco, quale normativa quadro per tutta la comunità internazionale. L'accordo, sottoscritto da 164 paesi e in attesa di ratifica all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevede 23 punti per evitare caos e sofferenze ai migranti, con una particolare attenzione ai minori. Auspico pertanto che essa, grazie a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi per motivi diversi ha lasciato il proprio paese. Veniamo adesso in diocesi, rallegratevi, il Signore è vicino. Nella Domenica Gaudete il Vescovo ha incontrato le comunità dei migranti presenti in diocesi, rinnovando loro questo invito. Una rappresentanza delle varie culture presenti sul territorio si è radunata in cattedrale per l'Eucarestia e ha proseguito il momento di incontro e di festa nei locali del seminario. Vediamo il servizio. La messa di Natale del Vescovo per le comunità di migranti è un momento raccolto e familiare in cui ciascuno porta le proprie esperienze anche attraverso espressioni e tradizioni differenti. In cattedrale si è riunita una rappresentanza delle diverse realtà che sono presenti in diocesi. È un momento semplice, si prega insieme
e poi si viene qui in seminario, ci si scambia gli auguri cantando un po', riprendendo i canti della propria tradizione, delle proprie origini, della propria tradizione culturale. Monsignor Tanasini ha proposto una riflessione prendendo spunto dal Vangelo. La terza domenica d'Avvento è la domenica della gioia perché il Signore è vicino, non solo perché il Natale è ormai imminente. Il Signore si è fatto prossimo in tutte le circostanze della vita, anche in quelle più difficili. Da qui l'invito del Vescovo a vivere la vita quotidiana nella giustizia, nell'amore reciproco. Impariamo a discernere quello che conta da quello che invece deve essere lasciato, abbandonato, perché la nostra vita non si riduca mai ad avere un pugno di cenere in mano. L'accoglienza e l'integrazione passa anche attraverso alcuni luoghi di incontro nelle parrocchie. A Rapallo con le comunità tamile filippine e dell'est europeo, a Chiavari e Lavagna con i sudamericani. Ecco, questi sono i nostri punti in cui abbiamo iniziato a avere un dialogo, un rapporto con loro, e vediamo che questo rapporto che si è creato aiuta come dire, noi italiani a riscoprire che loro sono a pieno titolo parte della nostra esperienza ecclesiale e aiuto loro a sentirsi a casa. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia che riguarda il maltempo, pioggia sulla costa e neve nell'entroterra. Questo lo scenario che ha lasciato il passaggio della perturbazione che ha interessato il fine settimana la Liguria. Durante la nottata il passaggio del fronte ha portato precipitazioni deboli o moderati, accumuli di pioggia nella notte alla mezzanotte compresi tra i 3 e i 13 mm tra Spezzino e Tiguglio, mentre sul resto della regione gli accumuli si sono prodotti soprattutto nella giornata di sabato, specialmente nella tarda serata. Nelle zone interne ritroviamo accumuli di neve fino a 5 cm a fondovalle, sui settori appenninici centro-occidentali e sopra i 500-600 metri sull'Appennino di Levante e 700-800 metri nell'entroterra dell'estremo ponente. La politica amministrativa, prima di dare il proprio assenso al progetto di ampliamento del Torriglia, il Consiglio di amministrazione della struttura chiede i dettagli del PUC presentato dalla Giunta di Capua. Intanto alcuni giorni fa i consiglieri Giardini e Corticelli hanno rimesso le loro deleghe sul Torriglia. Nel servizio facciamo il punto della situazione. Senza conoscere nel dettaglio il progetto del PUC sul Torriglia non si può programmare il futuro della struttura, così il presidente della Fondazione Arnaldo Monteverde, che fa risalire all'assenza di certezze le spaccature interne al Consiglio d'amministrazione. Se da una parte il Comune vuole realizzare l'ampliamento del Torriglia, coinvolgendo le aree dell'attuale depuratore in un intervento d'insieme, dall'altra i vertici del Torriglia avvertono per il momento una mancanza di programmazione. A preoccupare Monteverde è soprattutto la proposta della Giunta di Capua di avviare i lavori con un mutuo da 4,5 milioni di euro. L'introito, derivante dal maggior numero di anziani ospitati, secondo il Comune, permetterebbe di far fronte alle spese, raggiungere l'equilibrio finanziario, risistemare gli immobili per farli diventare virtuosi. Per rispondere alle esigenze degli anziani del territorio, dice però Silvia Garibaldi di Noi di Chiavari, il Torriglia rischia di perdere il patrimonio economico e immobiliare. Nei primi anni di mutuo, ad ampliamento ancora in corso, la struttura come farà fronte alle rate, chiede la Garibaldi, che mette in guardia sul rischio di prendere decisioni avventate in un momento in cui il nuovo PUC è in fase di discussione ed è tornato in vigore il vecchio PRG della Giunta Agostino. Sul tema Monteverde si riserva di presentare i dati sulla situazione economica del Torriglia nei prossimi giorni, questo mentre nell'amministrazione comunale i consiglieri Giardini e Corticelli hanno restituito le deleghe. Su questo il sindaco si è espresso così. Ne prendo atto, un po' mi rattrista, e il mio obiettivo, quello dell'ampliamento della casa di riposo, è confermato nel PUC che è stato approvato, che completerà l'iter entro fine settembre, e il Comune avrà anche un ruolo importante in quanto quest'area qui, che è l'area di maggior pregio di Chiavari, prevede il coinvolgimento diretto del Comune per le aree che adesso sono occupate dal depuratore. Il mio sogno di ampliare la casa di riposo lo vedo di difficile realizzazione nell'arco dei 3 anni e mezzo che mi rimangono. A livello deleghe verranno sostituiti oppure no? Penso che queste deleghe me le terrò per me e andiamo avanti così.
E di oltre 33 milioni di euro il budget complessivo delle risorse destinate dalla Regione Liguria per la formazione e lo sviluppo dell'occupazione giovanile. Durante l'ultima giunta sono state approvate le linee di indirizzo del pacchetto giovani 2018-2020 insieme al primo bando che prevede una prima erogazione di 8 milioni di euro e il piano garanzia giovani 2019-2020. Il primo bando del pacchetto giovani è destinato a disoccupati o inoccupati under 29, prevede che gli enti di formazione organizzino progetti specifici individuati nel confronto con le aziende. Saranno finanziati soprattutto i settori dell'innovazione, della tecnologia e delle professioni e per accedere al bando occorre garantire almeno il 30% delle assunzioni dei partecipanti. Il piano garanzia giovani invece prevede diverse linee di intervento che vedranno coinvolti i centri per l'impiego. In questo caso sono previsti servizi di presa a carico e accompagnamento dei giovani nel percorso formativo e di inserimento nel mercato del lavoro. La cronaca adesso: ha perso il controllo dell'auto, sfondato il guardrail ed è volato giù da un muraglione. È successo alle 4:30 di domenica mattina sulla statale 523 a Castiglione Chiavarese. Nel precipitare dalla strada la vettura ha colpito una cascina. Il conducente, un giovane della zona, è uscito autonomamente dall'auto e ha allertato i soccorsi, sebbene si trovasse in stato confusionale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso. L'uomo è stato portato in codice giallo al San Martino di Genova. E domenica mattina alle 5:30 un incendio ha interessato un negozio di via Nazionale a Sestre Levante. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo. È stato necessario evacuare una famiglia con 2 bimbi piccoli che in via precauzionale sono stati portati al Gaslini di Genova per scongiurare l'eventuale inalazione di fumo e sostanze tossiche. E il pomeriggio freddo e piovoso non ha dissuaso i chiavaresi che hanno assistito allo svolgersi della cerimonia del confuoco. Il corteo, partito da Piazza Mazzini, si è fermato davanti a Palazzo Bianco, dove, come da copione, a porgere gli auguri satirici al primo cittadino sono stati la coppia di mascheri Rebello e Rebellunna. Al termine il sindaco ha appiccato il fuoco al loro posto in piazza. Vediamo. Quest'anno si è rinnovata la cerimonia del confuoco. Sì, mi sembra che è andato bene nonostante la pioggia, dunque c'è da essere soddisfatti. L'associazione quest'anno ha dato un riconoscimento alla Lega Navale di Chiavari. Sì, è stato meritevole perché 110 anni, Chiavari ha questo orgoglio di avere delle società vecchie e questa 110 anni. Abbiamo scoperto il primo presidente, un grande sindaco, Nicola Ratta, e dunque era una cosa doverosa. Qui abbiamo Rebello in una versione disimpegnata, diciamo. Sì, diciamo che ormai ho finito il mio lavoro, il sindaco mi sta abbracciando, quindi vuol dire che anche per quest'anno in galera non ci vado. Quali sono stati i punti salienti un po' dell'anno trascorso qua a Chiavari? Beh, abbiamo toccato un po', diciamo così, qualche mancanza di presenza da parte degli uomini in divisa, abbiamo toccato gli argini dell'Entella. Abbiamo toccato i nuovi parcometri che fanno tutto tranne che i biglietti, abbiamo toccato insomma tutte queste cose qua, però diciamo sempre in maniera scherzosa, però insomma come diceva quel vecchio detto, Pietrin, che non è il fotografo, scherzando diceva la verità. Sindaco, di tutti gli auguri che riceverà in questo periodo sicuramente questi sono quelli più originali. Sono quelli più originali, quelli che fanno parte della nostra tradizione e che vengono sempre fatti in tono scherzoso e quindi sono ben accetti, non sono mai offensivi, per questo è merito del Rebello e Rebellona che sono quasi dei professionisti, sono molto bravi. E anche con grande piacere che ho visto il riconoscimento alla Lega Navale, ho visto il Gozzo, ricordo a tutti che io su quel Gozzo ho remato 5 anni, dal 97 al 2002 e ho vinto l'unico palio remiero che ha vinto a Chiavari. E tornerò indegnamente quest'anno a fare il palio dei sestieri, quello storico, in maniera indegna. Ieri mattina a Portofino si è fatta memoria dei martiri dell'Olivetta. Numerose le autorità presenti che hanno preso parte alla celebrazione eucaristica celebrata dal parroco Don Alessandro Giosso, che si è svolta nella chiesa parrocchiale di San Martino, e dopo, raggiungendo via Mare, il luogo dell'eccidio, hanno depositato 3 corone davanti alla lapide che ricorda la strage. Sulla spiaggia dell'Olivetta, nella notte fra il 2 e il 3 dicembre del 1944, vennero fucilati 22 prigionieri politici che erano detenuti nel carcere
genovese di Marassi. L'orazione ufficiale è stata tenuta da Giacomo Ronzitti, presidente dell'Istituto Ligure della Resistenza e dell'Età Contemporanea Raimondo Ricci. E da ormai alcuni anni nella sede della Croce Rossa di Cogorno viene allestita la Natività. La caratteristica di questo presepe è quella di avere la presenza di animali vivi che trascorrono tutto il periodo delle festività nel suggestivo allestimento. Domani mattina alle 10:30 il presepe sarà inaugurato alla presenza dei bambini della Scuola dell'Infanzia di San Salvatore, che saranno i primi visitatori. Linea adesso la rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi e ci rivediamo dopo per altre notizie e servizi di sport. Siamo sul Corriere della Sera, il piano per convincere l'Unione Europea, vertice nella notte, il governo, le coperture per il deficit al 2,04% ci sono, Di Maio dice questo è il momento più importante, l'ecotassa solo per le grosse cilindrate. Il commento di Federico Fubini, le ragioni vere del patto, ma è solo il primo round. E poi c'è l'intervista all'ex ministro Lotti, credo nel PD, non lascio, l'intervista a Luca Lotti che fu ministro con Gentiloni. Io credo nel partito, sono tra i fondatori, non esiste un'area renziana, il congresso non sia un ritorno ai democratici di sinistra. E poi liberata da sottoterra, bloccata al gelo al buio, la mia notte nella grotta, il racconto della speleologa, 12 ore in trappola, 100 metri sottoterra. Neve sulla strada, morte sul bus a basso costo, un'italiana tra le vittime, 43 i feriti. E andiamo a vedere all'interno del Corriere della Sera, migranti, la spinta di Francesco, Papa Francesco, per il patto che l'Italia non ha firmato. L'appello del Papa, ora gli stati siano responsabili. Oggi il pontefice compie 82 anni. Veniamo al secolo XIX, morte sul ghiaccio per i pullman, partito da Genova, perde la vita una italiana di 37 anni, di origine di Saronno, andava dal padre in Germania, feriti 2 autisti liguri, a bordo viaggiatori di 12 paesi, schianto a Zurigo durante una nevicata, era diretto a Düsseldorf. Il popolo di Flixbus, servizio che funziona, non lo lasceremo, ma una società, 1000 dipendenti e neppure un veicolo proprio. Siamo alle fotonotizie, vediamo appunto 2 fasi delle partite che hanno impegnato ieri le Liguri. Samp schiaccia Sassi, Parma KO, Genoa sconfitto da Roma e VAR. E veniamo alle notizie del nostro territorio. Portofino, le nacchere sono sparite dal mare, un parassita nel Mediterraneo, però anche la mareggiata ha avuto il suo ruolo. Escursionisti, alta via, paline per l'emergenza, ma nel Levante non c'è campo. E poi negozio a fuoco, casa evacuata, 2 bambini portati a Gaslini, siamo a Sestri Levante. Un incendio ha devastato all'alba la casa del Giunco di Via Nazionale, i piccoli 2 anni e 5 giorni sono in buone condizioni, tutta la merce è andata distrutta, forse il rogo causato da una decorazione di natalizia. Parla il titolare dell'attività, il mio pensiero subito per i 2 bambini al di sopra, appunto, che abitavano sopra il negozio. E poi il Tigullio nel ricordo dell'eccidio più efferato, i 22 uomini uccisi e gettati in mare dai nazisti. Ieri si è svolta a Portofino questa cerimonia, partigiani, amministratori, gente comuni si sono ritrovati dopo 74 anni per commemorare la strage dei martiri dell'Oliveta, sono arrivati in battello a causa del crollo della provinciale. Ronzitti dice inaccettabile che xenofobia e razzismo minaccino la convivenza civile. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo in redazione con Emanuela Castello. Sì, grazie Andrea, buongiorno a tutti. A Santa Margherita Ligure questa mattina si è verificato un guasto alla rete idrica che sta interessando il quartiere di Corte. Il guasto è stato individuato da Iren nella zona di via Montebello e Iren ha comunicato all'amministrazione comunale che nel primo pomeriggio di oggi la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Nelle abitazioni pertanto si potrebbero verificare ancora disagi, ma solo per le prossime ore. È tutto, linea allo studio. Veniamo adesso allo sport, per la Lega Pro, pareggio in trasferta per la Virtus Entella che ieri giocava sul campo dell'Arezzo. La squadra chiavarese ha rimontato il 2-0 incassato nel primo tempo dai toscani con le reti messi a segno dal 34esimo da Brunori al 42esimo da Foglia. Nella ripresa, dimostrando grande carattere, i biancocelesti hanno accorciato le distanze al 50esimo con Eramo, autore anche del raddoppio arrivato all'87esimo. Un punto importante per la classifica con
lo sguardo già rivolto al prossimo impegno di campionato domenica prossima, quando al Comunale di Chiavari arriverà la Juventus 23. Fischio d'inizio in questo caso alle 18:30. Ma sentiamo le interviste a fine gara ad Arezzo. È stata una partita dalle due facce. Abbiamo iniziato malissimo perché penso che abbiamo approcciato malissimo alla gara, quindi dobbiamo lavorare un po' su questo perché non deve più succedere. Oggi ci è andata bene che siamo riusciti a recuperarla e come detto potevamo anche vincere alla fine. Questo ci deve far capire qual è la nostra forza, quindi non deve più succedere questi inizi di partita e dobbiamo portare da subito la partita dalla nostra parte. Qualche difficoltà per gli attaccanti in questo periodo, però ci pensano anche i centrocampisti, sei stato molto presente anche proprio in zona gol e non a caso appunto oltre ai due gol hai avuto anche altre occasioni. Sì, questo è il compito un po' anche mio, quello dei centrocampisti, di cercare di far gol. Per quanto riguarda gli attaccanti, se non riescono a far gol loro, sicuramente non è solo colpa loro, forse non siamo bravi noi a servirli e dobbiamo migliorare anche in questo. Quindi loro si sacrificano moltissimo in fase di non possesso, ci danno una grandissima mano e poi chi riesce a far gol è uguale. Abbiamo sbagliato, diciamo, l'atteggiamento non aggressivo nel primo tempo, invece l'Arezzo ha fatto una grande partita sotto l'aspetto tecnico, tattico e anche agonistico e quindi non ci ha permesso mai di giocare, ci ha messo in difficoltà, hanno preso molte punizioni, hanno fatto anche 2 grandi gol. Abbiamo sofferto, devo dire la verità, abbiamo sofferto. Nel secondo tempo, diciamo, si sono invertite le parti, loro un po' più chiusi, ci siamo alzati molto. E hanno sofferto loro, le nostre incursioni, le nostre giocate dentro. Potevamo fare subito il 2-1 con Mota che ha sbagliato un gol incredibile, abbiamo fatto subito il 2-1. Bene, tutto quello che ha fatto l'Arezzo nel primo tempo l'abbiamo fatto noi, loro sono un po' calati nel secondo tempo perché comunque hanno veramente dato tantissimo nel primo, noi invece abbiamo fatto un finale in crescendo e addirittura si poteva anche vincere la partita alla fine. La Serie D, nella 16ª di campionato, vittoria dilagante della Lavagnese e pareggio in trasferta per il Sestri Levante. I bianconeri ospitavano al Riboli il Borgaro Nobis e la partita è finita 5-1 per i padroni di casa. Le reti al 10° del primo tempo, Sardo porta in vantaggio gli avversari, ma sarà l'unico gol segnato dal Borgaro. Il pareggio della Lavagnese arriva al 37° con Bacigalupo e il raddoppio al 41° con Casagrande. Sul risultato di 2-1 le squadre sono andate negli spogliatoi, tutta bianconera la ripresa con 3 gol che portano la firma di Oneto all'8° del secondo tempo, Basso al 21° e Alluci al 46°. Il Sestri Levante ha pareggiato 2-2 a casa dell'Inveruno, sotto di 2 reti segnate al 31° da Stronati e al 41° da Romanini. I corsari accorciano la distanza al 43° del primo tempo con un gol di Cuneo. Nella ripresa bisognerà attendere sino al 32° quando la rete di Croci fissa il risultato sul definitivo 2-2. In classifica Sestri Levante ha 21 punti, Lavagnese a 20. Prossimo appuntamento domenica 23 dicembre, antivigilia di Natale, il Sestri Levante ospiterà il Bra, mentre la Lavagnese sarà in trasferta contro il Pro Dronero. E in clima natalizio, la trasmissione direttamente su in onda questa sera farà una panoramica sulle attività sportive locali. Lo sguardo a 360 gradi sugli sport praticati nel Tigullio sarà anche occasione per un primo bilancio a circa metà cammino nei vari campionati che vedono protagoniste le nostre squadre. Spazio anche al fair play e ai valori morali ed etici espressi anche attraverso le attività agonistiche. La diretta sarà dal Salone di Casa Marchesani a Chiavari. Inizio questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Ed è tutto per questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tigullio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.